insieme ai ragazzi farò presente, se ci sono la possibilità di riti alternativi, anzi c'è la possibilità, se è conveniente o meno, andare in un rito alternativo. Potrebbe puntare al rito abbreviato la difesa di Samuele Battistella, il ventenne di Mareno di Piave, che sabato sera ha sferrato il colpo al volto di Shinpei Tominaga, provocandone la caduta che risulterà essere fatale. Un colpo al volto sferrato da un ragazzo senza precedenti nel casello giudiziario, ma non nuovo ad aggressioni di questo tipo. Avrebbe dovuto comparire il prossimo 2 luglio davanti al giudice per una rapina di cui si era reso protagonista nel 2022 a Conegliano ai danni di un barista indiano. L'avvocato Tito Maccarrone è intenzionato a chiedere il rinvio. Cercherò di chiedere gentilmente un rinvio al Tribunale per potermi studiare e preparare una difesa adeguata. L'esito dell'autopsia e le immagini delle telecamere della zona già acquisite e il racconto di quegli attimi serviranno per completare il quadro istruttorio. Una volta che avremo questi due importantissimi elementi, a quel punto si valuterà. Per Daniele Wedam, l'amico con lui quella sera insieme ad Abdallah Diuma, assistito sempre dall'avvocato Maccarrone, potrebbe profilarsi il concorso in omicidio. La possibilità c'è, la procura potrebbe teoricamente contestarlo. Ecco, penso che su questo la difesa dovrà fare un lavoro adeguato. 2 ore e mezza di colloquio. Ieri in carcere Samuele Battistella è dipinto come un ragazzo impaurito e sotto shock. Nessuno mi ha chiesto quanto tempo dovranno stare in carcere, che cosa rischiano. Nessuno dei due mi ha chiesto una cosa simile. Da subito ha avuto soltanto domande chiedendomi appunto della povera vittima, chi era, perché era Udine, che cosa faceva, e della sua famiglia. A breve l'avvocato incontrerà anche la famiglia di Battistella. Troppo presto per i 2 ragazzi pensare di raggiungere invece quella di Tominaga con una lettera. Mi ha detto se potessi portare indietro le lancette dell'orologio lo farei, ma è consapevole che questo non può avvenire. E anche se non me l'ha detto esplicitamente, se verrà condannato, devo dire il se ovviamente, in quanto ancora tutte le carte non sono sul tavolo, diciamo in questa maniera, pagherà.